Bentornati, bentornati, siete ancora una volta insieme a Laura Croce. Stiamo sempre parlando di iHome Hub, questa realtà che stiamo conoscendo puntata dopo puntata e che si presenta sotto forma dei suoi collaboratori, dei membri della squadra che fanno sì che le vostre vacanze, i vostri soggiorni dalle parti di Venezia siano assolutamente i più confortevoli e accoglienti possibili. Oggi ho il piacere di avere con me in collegamento Elena, a cui do veramente un grande e benvenuto, caloroso benvenuto. Grazie mille di essere con noi, Elena. Buon pomeriggio a tutti. Allora, voglio ricordare che ci sta seguendo che Elena segue la divisione iHome B&B. Qual è il tuo ruolo, Elena? Mio ruolo in questa agenzia, sono governante, gestisco le pulizie e accoglienza dei clienti quando entrano in questi appartamenti, in queste case nostre di affitto. Senti, Elena, con il fatto del Covid, Sì, moltissimi sono preoccupati, giustamente hanno interesse a capire quali siano gli standard di pulizia e anche di sanificazione, no? Questo termine che sanificazione. esatto, quali sono appunto i metodi che utilizzi tu per far sì che il soggiorno degli ospiti sia il più sicuro possibile? Noi abbiamo diverse i lavori da gestire con sanificazione. Ad esempio, prima si areggia tutta la casa, secondo abbiamo una vaporella apposta che si accende, sanifichiamo diciamo i materassi, i cuscini, tutto il resto, quello che si utilizza. Facciamo il lavastoviglie, tutto questo, quello che mangiano i clienti, che è una casa come per tutti, diciamo le lenzuola sono sanificati, stirati. Adesivi abbiamo prodotti apposta per questa cosa a base di cloro, di alcol, quelli che sono migliori, diciamo li usiamo. Il resto cosa può essere? Senti Elena, che sensazione vuoi che gli ospiti abbiano quando entrano nell'appartamento? Che cosa vuoi che Ho percepiscano? un buon profumo, e questo è importante, la pulizia, essere importante, l'ordine della casa e tutto il resto che deve essere che l'ospite essere contento che è stato ospite di questa casa. Senti, ovviamente questo della pulizia, della sanificazione è diventato un Sì, tema interessante e, ripeto, di grande interesse per chi eh, appunto visita queste città come Venezia, però Venezia è una città assolutamente unica al mondo, non è una città che ha strade ma ha canali, e ha canali, ponti, caletti. esatto, calette, esatto, brava, e ha ponti, insomma, non è come svolgere questa attività come in qualsiasi altra città d'Italia. Allora ti volevo dire, quali sono le sfide che devi affrontare appunto per fare questo lavoro? Le sfide sono un po' diverse, come ha detto lei, ha ragione, è una città unica, si cammina tanto, facciamo tanto puntili, con carrellino, con la biancheria, e come fare la spesa, ma solo che alzi i puntili, li porti in casa, la biancheria, dopo metti la roba sporca e vai in magazzino dove dai la roba per sanificare, a lavaggio, in lavanderia. Quindi tutto Sì, questo in giro per Venezia? in giro per Venezia si fa un po' di chilometraggio, si tiene in Direi, forma. guarda, sarei curiosa infatti di sapere quanti chilometri ti fai all'anno in giro per Venezia. Mm, Mai provato a contarli con un contapassi? No, no, devo Beh, provare. sì, lo credo anche io, poi torna a trovarci e raccontaci quanti sono. Sono molto, Ok, molto, molto curiosa. Io mi ok. rivolgo in questo, grazie, mi rivolgo in questo momento a chi ci sta seguendo, quindi potete stare tranquilli quando andrete a Venezia e soggiornerete presso gli appartamenti di iHome, avete appunto Elena che garantirà il vostro comfort e l'assoluta pulizia delle stanze e soprattutto la sanificazione. Mi raccomando ragazzi, se state pensando alle prossime vacanze e vi piacerebbe scoprire o riscoprire Venezia, avete iHome e avete i contatti qui sotto in sovraimpressione. Elena, grazie di essere stata con noi, buon lavoro, Grazie, vi aspettiamo. Grazie a mille. Buon presto, pomeriggio. ciao, 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 grazie. arrivederci.